Ancora un'altra pulizia archeologica, questa volta forse una delle più partecipate. Oggi avevamo circa 60 persone, una pulizia molto importante per noi perché questo sito è inserito all'interno di uno dei sentieri primitivi del Sarbus che noi stiamo promuovendo ormai da qualche anno, il sentiero che da Fottiano su Sogliano poi arriva attraverso tutta l'area mineraria verso Suzzipiri, quindi una pulizia anche per proporre un tipo di turismo diverso che è il turismo archeologico, il turismo del montano, della campagna. Volevo ringraziare in maniera particolare la famiglia Cauli che è stata gentilissima, ci ha ospitato all'interno della sua struttura, ha offerto il terzo tempo che per noi, come sapete, è uno dei pilastri delle giornate di pulizia archeologica. Parte tutto dal fatto che comunque il nostro territorio ha tante cose da scoprire, sono testimonianze del passato che comunque occorrerebbe valorizzare e grazie alla vostra attività e proprio per il fatto che voi siete sul territorio ci è parso opportuno, visto avendo nei pressi delle nostre proprietà un sito così importante, di contattarvi e avere la possibilità quindi di valorizzare quel sito che è il nuraghe chiamato impropriamente Rio Molas. Chiaramente il nome archeologico non lo conosciamo, è un nome che ci è stato dato, Rio Molas, e sappiamo che è una cosa che rimarrà ai visitatori perché verrà conosciuto attraverso anche la divulgazione, ma soprattutto l'accessibilità che è stata realizzata grazie ai vostri servizi. Ho deciso di partecipare perché seguivo nei social questa associazione, è una bellissima organizzazione, molto culturale, per noi sardi specialmente, e mi piacerebbe continuare perché è una cosa nostra, è una cosa che fa parte della nostra cultura e della nostra Sardegna, grazie a Martino che mi ha invogliato a fare questo percorso e gli sono grato, sinceramente. Il nuraghe Rio Molas, che prende il nome proprio dal torrente che scende dal monte verso il mare, è particolare per la sua posizione, sicuramente arroccato in una posizione difficile e nonostante questo è comunque una struttura molto grande. Non è un monotorre perché si riconoscono delle strutture che circondano la torre principale. Sicuramente c'è un rifascio che è visibile ancora nella parte nord, oltre a riconoscervi altre strutture più piccole pertinenti probabilmente a un villaggio. È molto interessante rilevare che si possono trovare nei pressi delle strutture dei resti di fusione. Ha un'importanza archeologica che copre tutti i secoli, a partire dalla preistoria fino a oggigiorno. Rimane anche la casermetta, che è probabilmente del periodo delle guerre mondiali e che rappresenta per adesso l'ultima traccia umana nella zona proprio della struttura nuragica, che oggi sta venendo riscoperta grazie al lavoro dei soci e dei volontari.